libro del profeta Isaia. Dice il Signore al suo popolo: allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargerai a destra e a sinistra, e la tua discendenza possederà le nazioni, popolerà le città come un tempo deserte. Non temere, perché non dovrai più arrossire, non vergognarti, perché non sarai più disonorata. Anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza, poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Un popolo unito nella missione. E questa è l'intuizione che dobbiamo sempre custodire. La Chiesa è il santo popolo fedele di Dio. Ciò non si impara teoricamente, si capisce vivendolo. Poi si spiega come si riesce, ma se non lo si vive non si saprà spiegarlo. Un popolo unito nella missione. La sinodalità trova la sua sorgente e il suo scopo ultimo nella missione. Nasce dalla missione ed è orientata alla missione. Per questo siamo stati pensati dall'eternità, per la missione di allargare lo spazio della tenda di Dio. Per questo siamo stati chiamati per nome. Ci alziamo in piedi. Per noi spezzi il pane
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E invochiamo insieme questo Spirito, ripetendo insieme: con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. Con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. La parola del profeta Isaia richiama al popolo in esilio l'esperienza dell'esodo e della traversata nel deserto, quando abitava nelle tende, e annuncia la promessa del ritorno alla terra, segno di gioia e di speranza. Per prepararsi è necessario allargare la tenda. Con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. Occorre dispiegare i teli della tenda, in modo che possano proteggere anche coloro che ancora si trovano al di fuori di questo spazio, ma che si sentono chiamati ad entrarvi. Con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. Le corde tengono insieme i teli. Se la tenda si allarga, si devono allungare anche le corde per mantenere la giusta tensione. Con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. I paletti ancorano la struttura al suolo e ne assicurano la solidità, ma restano capaci di spostarsi quando si deve piantare la tenda altrove. Con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. Siamo invitati ad immaginare la Chiesa come una tenda, anzi come la tenda del convegno, che accompagnava il popolo durante il cammino nel deserto. È chiamata ad allargarsi, dunque, ma anche a spostarsi. Con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. È così che immaginiamo la Chiesa, una dimora ampia ma non omogenea, capace di dare riparo a tutti, ma aperta, che lascia entrare e uscire, e in movimento verso l'abbraccio con il Padre e con tutti gli altri membri dell'umanità. Con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. O Spirito Santo, vieni in aiuto alla mia debolezza e insegnami a pregare. Senza di te, Spirito del Padre, non so che cosa devo chiedere né come chiederlo. Ma tu stesso vieni in mio soccorso e prega il Padre per me con sospiri che nessuna parola può esprimere. O Spirito di Dio, tu conosci il mio cuore, prega in me come il Padre vuole. Ci possiamo sedere. È Dio per primo a fare spazio nella sua vita per l'uomo. È Dio che per primo allarga lo spazio della sua tenda e ci fa posto nella sua vita. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
Rispondiamo con il Salmo 90 a questo dono che Dio ci ha fatto, quello di trovare spazio nel suo cuore e nei suoi pensieri. Ci alterniamo a un solista e pregheremo poi il Salmo insieme. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Sì, mio rifugio sei tu, o Signore. Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Lo libererò perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza.
Dall'eternità Dio ha scelto di fare spazio alla nostra vita per amore. Nella nostra vita c'è posto per Dio? Siamo chiamati a fare spazio a Dio nella nostra vita. In questo unico popolo di Dio che è la Chiesa, l'elemento fondamentale è l'appartenenza a Cristo. Nei racconti commoventi degli atti dei martiri dei primi secoli troviamo spesso una semplice professione di fede. Sono cristiano, dicevano, e perciò non posso sacrificare agli idoli. Lo dice ad esempio Policarpo, vescovo di Smirne, lo dicono Giustino e altri suoi compagni laici. Questi martiri non dicono sono vescovo o sono laico, sono dell'Azione Cattolica, sono di quella congregazione mariana, sono di Focolarini. No. Dicono solamente sono cristiano. Anche oggi, in un mondo che si secolarizza sempre di più, ciò che veramente ci distingue come popolo di Dio è la fede in Cristo, non lo stato di vita in sé considerato. Siamo battezzati, cristiani, discepoli di Gesù. Tutto il resto è secondario. Il primo modo per fare spazio a Dio è l'ascolto della sua parola. Ci alziamo ora in piedi e cantiamo insieme la gioia di quel dono che è la parola di Dio, che ora ascolteremo.
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione, che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è Lui, così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Ci sediamo. Con il tuo Spirito, Signore, allarga il nostro cuore. Abbiamo ripetuta più volte questa invocazione poco fa. Allarga la tua tenda. L'immagine della tenda in questa invocazione è sostituita con quella tenda che è il nostro cuore, la nostra capacità di relazioni buone. Questo è il cuore. Allarga con il tuo Spirito, Signore, la nostra capacità di relazioni buone come ci hai insegnato tu. L'abbiamo ripetuto più volte, ma dobbiamo ripetere ancora, specialmente dopo aver ascoltato questo bellissimo, straordinario brano della prima lettera di Giovanni. Dobbiamo chiedere al Signore che con il suo Spirito allarghi il nostro cuore anzitutto per accogliere quell'amore di cui Giovanni ci parla, l'amore che viene da Dio.
Questo è il primo scopo di allargare il nostro cuore. Accogliere l'amore che viene da Dio. Un amore che, dice Giovanni, esce da se stesso, o per usare un'altra espressione, fa spazio, quasi si ritrae per far spazio a qualcosa, a qualcun altro, oltre a se stesso. E lo fa per comunicarsi a qualcun altro, all'uomo, a noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. Ed è un amore gratuito, dice l'Apostolo, che parte per primo, a prescindere dalla bontà, dal merito, dall'esserne degno di chi viene amato. Allargare il cuore per accogliere questo amore, ma previamente, prima ancora, per credere a questo amore, che, diciamolo francamente, pur nominandolo molte volte, ci sembra alla fin fine quasi impossibile, oppure così scontato da non farci più caso. Lo ripetiamo talmente tante volte. No. Dobbiamo anzitutto renderci conto, sostare per credere, per comprendere la grandezza, la profondità, l'altezza, dice San Paolo, di questo amore. Solo un cuore allargato dall'opera dello Spirito può far posto a questo amore. Il dono della sapienza, primo dei doni dello Spirito Santo, è proprio questo. La sapienza della fede, la sapienza che sa far spazio a questo amore. Ma in secondo luogo noi chiediamo al Signore che mediante il suo Spirito allarghi il nostro cuore per poter noi stessi amare gli altri come siamo stati amati da Dio. Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E nel primo versetto, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. È il terzo passo che faremo, far spazio all'uomo, far spazio a Dio, far spazio all'altro, e sono in conseguenza. Ma Dio ci ha amati per primo, non dimentichiamo questo primato, questa priorità. Ma pur avendoci amato per primo, la gratuità con cui Dio ci ha amati non deve rimanere sterile, cioè non deve fermarsi e diventare feconda solo per noi. No, ma deve farci diventare capaci di amare come Lui. E questo dinamismo non è mai dato per scontato, non dobbiamo mai considerarlo già acquisito, lo sappiamo già, no. Come ogni relazione buona e vera, anche questo amore ha bisogno di essere rinnovato ogni giorno attraverso un quotidiano allargamento, diciamolo, usiamo questo termine, un quotidiano allargamento del nostro cuore, che lo sappiamo per esperienza, tende istintivamente a rinchiudersi. Il nostro cuore ha questa tendenza quasi innata a un certo punto dire basta, ho già dato che basta, gli altri cosa fanno e così via. 100 motivi. No, noi da un lato non dobbiamo meravigliarci di questa tentazione, fa parte della nostra povera umanità segnata da una eredità che è il peccato originale, pur tolto dal battesimo, ma ci insegna la teologia, resta quell'amore disordinato che tende esattamente a rinchiudersi, che tende a non allargare continuamente la tenda, il cuore, tende a rinchiudersi. Quindi non dobbiamo meravigliarci, ma tuttavia dobbiamo esserne consapevoli, questo sì, dobbiamo essere consapevoli
per chiedere al Signore giorno dopo giorno, come facciamo in questa veglia di preghiera, che ci doni il suo Spirito, perché è lo Spirito che ci aiuta, propizia questo allargamento del cuore. Chiedergli che il nostro cuore non si rinchiuda, ma giorno dopo giorno, in quella conversione continua che Gesù stesso ci raccomanda, si allarghi sempre più a misura del cuore di Dio, a misura del cuore di Gesù, che è il volto della misericordia del Padre. Facciamo risuonare in noi le parole ascoltate con il canto. Dove
Infine c'è posto per l'altro nella mia tenda, nella tenda del mio cuore, perché siamo chiamati ad allargare lo spazio della nostra vita per i fratelli e le sorelle. La strada che Dio sta indicando alla Chiesa è quella di vivere più intensamente e più concretamente la comunione e il camminare insieme. La invita a superare i modi di agire in autonomia o i binari paralleli che non si incontrano mai. Il clero separato dai laici, i consacrati separati dal clero e dai fedeli, la fede intellettuale di alcune élite separata dalla fede popolare, la curia romana separata dalle chiese particolari, i vescovi separati dai sacerdoti, i giovani separati dagli anziani, i coniugi e le famiglie poco coinvolti nella vita delle comunità, i movimenti carismatici separati dalle parrocchie e così via. Questa è la tentazione più grave in questo momento. C'è ancora tanta strada da fare perché la Chiesa viva come un corpo, come vero popolo, unito dall'unica fede in Cristo Salvatore, animato dallo stesso Spirito Santificatore e orientato alla stessa missione di annunciare l'amore misericordioso di Dio Padre. E allora ascoltiamo ora una breve testimonianza, ma perché proprio ascoltare una testimonianza? L'apostolato dei laici è anzitutto testimonianza. Testimonianza della propria esperienza, della propria storia, testimonianza della preghiera, testimonianza del servizio a chi è nel bisogno, testimonianza della vicinanza ai poveri, vicinanza alle persone sole, testimonianza dell'accoglienza, soprattutto da parte delle famiglie. E così ci si forma alla missione, andando verso gli altri. È una formazione sul campo e al tempo stesso una via efficace di crescita spirituale. Vi vogliamo raccontare una piccola ma significativa esperienza nata da una condivisione e collaborazione tra movimenti. La consulta delle aggregazioni laicali quest'anno si è soffermata sul sinodo indetto da Papa Francesco. Proprio su quella tenda che accoglie, si allarga, si sposta, si adegua ad ogni persona creatura di Dio e ad ogni realtà del momento presente. Come allora rendere concreta l'esperienza sinodale? In pratica, come vivere questo input di uscire? Come provare a cogliere insieme quale volto di Chiesa immaginiamo più rispondente ai bisogni del presente? Molti movimenti si sono attivati o hanno fatto dei programmi. A noi, come Movimento dei Focolari e come Servi di Maria insieme, è venuta l'idea di applicarlo facendo un'esperienza di interconfessionalità. Si è deciso di iniziare celebrando nell'abbazia di Follina una messa per l'ecumenismo, che ora si ripeterà ogni secondo sabato del mese alle ore 9. In seguito abbiamo sentito il desiderio di conoscere di più la comunità ortodossa di Montaner, con la quale in passato
la comunità dei servi di Maria aveva avuto dei contatti. Così abbiamo potuto organizzare un incontro. Il loro vescovo Athenagoras, che è il primo italiano dopo parecchi secoli a essere stato ordinato vescovo ortodosso in Italia, con la comunità delle monache del monastero ortodosso e tutti noi. Giunti la sera lassù, con grande felicità di incontrarci, siamo stati accolti dal vescovo, da una monaca greca e da una laica. Ci hanno fatto accomodare salutandoci così: Christos anesti, Cristo è risorto, che è il loro saluto a iniziare da Pasqua fino a Pentecoste. Poi ci siamo presentati l'un l'altro ed insieme abbiamo recitato una preghiera allo Spirito Santo, portata da Padre Francesco dei Servi di Maria, ma composta dal grande patriarca di Costantinopoli, Atenagora. Siamo stati colpiti dall'introduzione del loro vescovo, che ha detto: il dialogo è possibile solo con un profondo ascolto dell'altro. Eppure, il dialogo è aver voglia di ascoltare. E si sentiva che lui ci credeva veramente. Da parte nostra avevamo un desiderio profondo di fare spazio nel nostro cuore per accogliere prima di tutto la persona col suo pensiero e con la sua tradizione. Ad una nostra domanda, il vescovo Athenagoras ha ripercorso la storia della Chiesa ortodossa e dei rapporti con la Chiesa cattolica, sottolineando i momenti di frizione e di punti di contatto, senza spirito di rivalsa, ma con una lucida analisi dei fatti e delle persone coinvolte, aperto a comprendere le ragioni della Chiesa cattolica. Il tutto in tono molto cordiale che ci ha fatto sentire in famiglia. È seguito poi un bel momento conviviale, con pizza e birra offerti da loro, poi uno scambio reciproco di dolci e un brindisi. Il dialogo si è fatto ancora più familiare con altre domande, anche personali, rivolte al vescovo, alle quali ha risposto in modo profondo, con sincerità, spontaneità e un pizzico di humor. La serata si è conclusa a tarda ora con una preghiera in lingua greca e la recita del Padre Nostro. Nel salutarci il vescovo ha voluto donare a ciascuno un uovo sodo benedetto, colorato di rosso, simbolo della Pasqua. Uscendo eravamo tutti felici e un po' sorpresi per quanto avevamo vissuto. Qualcuno di noi era anche commosso. Avendo fatto spazio dentro di noi per accogliere il loro desiderio di raccontarsi, sentiamo di essere cresciuti ed esserci arricchiti, facendo cadere tanti pregiudizi. Abbiamo percepito che facciamo parte di una Chiesa molto più grande, più sfaccettata di come l'avessimo mai intesa. Desideriamo ora mantenere vivo il nuovo rapporto con questi fratelli, sapendo che siamo un popolo di tutti battezzati in cammino verso Dio, seguendo ognuno la sua tradizione e la sua Chiesa sulle orme del Maestro. Invochiamo con insistenza il dono dello Spirito per avere questa testimonianza, questa forza di testimoniare la nostra capacità di amare Dio e il prossimo.
Questo spirito ci spinge allora ad allargare la nostra tenda, ma da che parte cominciamo? Cominciamo intanto da un piccolo segno che insieme ora costruiremo. Ciascuno di voi ha ricevuto un pezzo di stoffa quando è entrato in cattedrale. Ora vi chiediamo, in un momento anche di simpatica confusione, ma non dobbiamo preoccuparci, di avvicinarvi qui davanti all'altare quando sarà il momento, a consegnare il vostro pezzo di stoffa, magari non veniamo tutti insieme, veniamo un po' alla volta. Troverete qui davanti delle persone alle quali consegnare la stoffa e queste persone la metteranno insieme alla stoffa di tutti gli altri per allargare lo spazio della nostra tenda. Proveremo a costruirla e vediamo cosa ne verrà fuori, ma certamente è un segno che ci spinge a ricordarci che la comunità cristiana ha proprio la missione di far gustare a tutti la bellezza di stare insieme con Dio, di camminare insieme con Dio. Mentre faremo questo gesto molto concreto, ci faremo accompagnare e pregheremo dal canto che ora ci viene proposto.
L'applauso naturalmente era per tutto il lavoro che hanno fatto, per mettere insieme. Bravissimi. Oh, naturalmente è un segno, non vi aspettavate mica... È un segno che ci stimola a costruire, come abbiamo fatto ora, con pazienza e costanza, quella tenda e allargare sempre di più, perché ci sia spazio per tutti. Lo chiediamo con la preghiera, ci alziamo in piedi, a pagina 13, rispondiamo al Vescovo. Vergine Maria, Tempio dello Spirito Santo, tu hai saputo accogliere lo Spirito Santo con animo aperto, lo hai accolto con la fede, credendo alla sua azione meravigliosa nel tuo seno. Lo hai accolto abbandonandogli tutto il tuo essere, affidandoti alla potenza del suo amore. Lo hai accolto collaborando attivamente con lui nell'amore, nell'incarnazione redentrice. Non hai cessato mai di accoglierlo durante tutta la vita, ascoltando la sua voce misteriosa, seguendo tutti i suoi suggerimenti. Insegna anche a noi a riceverlo con la stessa disposizione di apertura. Aiutaci ad ascoltarlo nel segreto del cuore, ad accogliere le sue ispirazioni e i suoi consigli. Mostraci la via della docilità al suo insegnamento e quella della cooperazione all'opera sua. Sul tuo esempio vorremmo anche noi ricevere con pienezza lo Spirito Santo e non sciupare nulla della sua venuta dentro di noi. Ravviva il nostro desiderio di ricevere tutto quello che Egli vuole darci e comunicaci la gioia che provavi tu nel lasciare allo Spirito Santo la libertà di prendere tutto, di tutto invadere col suo amore. E insieme preghiamo come il Signore ci ha insegnato e come lo Spirito Santo ci dona di pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato ai suoi discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Il Presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali, Gianluigi Manighetti, ci saluta. Grazie a ciascuno di aver condiviso questa serata, di aver dedicato lo spazio di ascolto reciproco come è stato per noi nel costruire questa veglia. Spero sia stato anche in voi, e di vivere quindi quell'amore scambievole che abbiamo sperimentato questa sera, che possa continuare nei prossimi giorni. Grazie. E ci auguriamo una buona Pentecoste, ringraziando anche il coro che ci ha davvero aiutato a pregare molto bene in questa sera e che ci aiuta a pregare anche adesso con il canto finale. Andate in pace, alleluia, alleluia.
buonanotte a tutti. Per chi vuole fare il selfie con la tendina si può,